Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. Prima della partita Torre Union Azzurra Trecenta incontriamo il vicepresidente dell'Azzurra Trecenta, signor Mauro Bellinato. Allora, domenica scorsa una vittoria importante contro l'Adriese, ora in eccellenza, che però non è bastata per uscire dalla zona play-out. Sì, purtroppo non è servita, noi ci abbiamo creduto, i ragazzi hanno fatto una partita eccezionale, però purtroppo gli altri risultati ci hanno condizionato e ci tocca giocare questo spareggio con questa bellissima squadra, insomma. Avete un buonissimo attacco, direi il secondo del girone, però anche una difesa troppo perforata, 49 gol proprio come il Torre. Sì, infatti la difesa quest'anno è stato il nostro tallone d'Achille, noi come attaccanti e centrocampisti abbiamo fatto un ottimo lavoro, purtroppo siamo stati perforati spesso e questo è stato il nostro grave handicap di quest'anno. Ecco, ancora parlando della stagione, diversi cambi di panchina. Sì, purtroppo ci dobbiamo prendere le colpe anche come società, abbiamo sbagliato la scelta di qualche allenatore, d'altronde uno si è dimesso dopo 4 giornate e abbiamo dovuto cominciare subito i cambi, però insomma questa è una stagione particolare, anche noi dobbiamo mettere le nostre colpe, cerchiamo almeno che la squadra sia capace di restare in promozione, almeno quello. Squadra al completo oggi? Quasi al completo, manca Dervisci che è stato squalificato domenica con l'Adriese, ci mancherà per le 2 partite di spareggio, però insomma i ragazzi ce la vogliono mettere tutta, adesso vediamo insomma. A bordo campo incontriamo anche il presidente del Torre, signor Fabio Tronchetti. Tutta la stagione si decide in questi 180 minuti. Sì, credo che siano dei minuti, una partita estremamente importante. Noi non volevamo affrontare le 300 perché c'erano altre squadre che ritenevamo più deboli, però così è andata. Noi siamo arrivati a questi play-out col fiato un po' corto perché abbiamo una squadra fatta per la prima categoria, per cui così, è andata così. Vedremo da questa partita, ce la metteremo tutta e speriamo che vinca il migliore. Un cambio di allenatore a 8-10 giornate dalla fine del campionato ha un po' sorpreso tutti. Sì, ci ha sorpreso un po' anche noi perché non abbiamo mai fatto una cosa del genere, però a un certo momento ce l'ha chiesto il vecchio allenatore, ha detto provate con uno nuovo perché io non ce la faccio più. Lui veniva da juniores, per cui aveva fatto un salto di categoria estremamente importante, forse troppo. Una scossa allo spogliatoio probabilmente. Anche una scossa allo spogliatoio, ma i ragazzi sono molto determinati e che eravamo un po' deboli, abbiamo avuto 4-5 infortuni molto gravi quest'anno e siamo arrivati debolissimi. Oggi squadra al completo? Oggi la migliore squadra che si possa mettere in campo e speriamo che ce la caviamo. Grazie Presidente. Grazie, buona giornata. La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna, l'installazione e ritiro, pulizia, supporto tecnico, sicurezza alla copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683. La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi in ascolto, buon pomeriggio. In questa piovosa domenica 20 maggio 2012, con le telecamere di Dilettanti Gol, seguiremo il campionato di promozione Girone C, gara di andata dei play-out fra Torre e Union Azzurra Trecenta. Obiettivo per le 2 compagini: non retrocedere in prima categoria. Cielo coperto, piove, terreno in buone condizioni, vi diamo lettura delle formazioni. Torre in maglia gialla, Boscaro Afritas Favaron, Longo K Bano, Agostini Poletti Piasentini Valese Galtarossa. A disposizione di mister Alberto Carpentieri,
De Lazzari, Tamiozzo, Canovese, Schiavon Uniti, De Rossi, Sagionetto. Union Azzurra 300, in maglia blu, Brunello, Susto, Chinaglia, Natali, Camalori, Zambello, Bonfante, Nicola, Bonfante Thomas, Molla, Cestaro, Guccione. A disposizione di mister Massimo Benati, Lucca, Rosante, Rosante, Rocca, Barros, Businaro, Vigna. Dirige l'incontro il signor Pagiola della sezione di Legnago, assistenti di linea Luise e Bontempi. Prima azione pericolosa è per gli ospiti, Guccione sguscia via e calcia, coi piedi Boscaro salva. Dai 30 metri su calcio di punizione Zambello impegna ancora Boscaro. Occasione d'oro per il Torre, si inserisce bene Valese ma il suo sinistro finisce a fil di palo. Su Guccione lanciato a rete salva ottimamente Afritas in acrobazia. 34esimo, Galtarossa si gira e tenta di sorprendere Brunello che si difende coi pugni. Dopo un minuto di recupero il fischio di Pagiola a sancire la fine del primo tempo. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Azione corale dei locali, K assist per Piasentini che colpisce senza fortuna. Guccione in azione personale, la palla sulla linea, forse fuori, arriva a Chinaglia che calcia di potenza. Palla fra le gambe di Boscaro, poi in rete. Union Azzurra 300 in vantaggio all'11°. Agostini cerca il gol da lontano, non inquadra la porta. Ha il piede caldo Nicola Bonfante e va al tiro, palla deviata, Boscaro ci mette una pezza. Azione d'angolo, Cestaro pennella per Camalori che elude l'uscita di Boscaro e raddoppia di testa. Azzurra 300 2, Torre 0. Merita l'applauso il sinistro di Galtarossa che si stampa all'incrocio dopo aver toccato le dita di Brunello. Minuto 25, sul calcio d'angolo successivo ancora Galtarossa ha la possibilità di andare in gol ma non trova la porta. Tocca a Piasentini raccogliere il cross di Poletti, Brunello in presa. Dai 25 metri Bonfante, Boscaro si distende. Torre in 10, ma al 40° Valese lasciato solo prende la mira e insacca. Torre 1, Azzurra 300 2. Ed è anche questo il risultato finale. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355.